Sono nata immatura, in 5 mesi e sono uscita fuori perché ho detto qui non mi fermo. Io vado fuori che c'è più aria e ho cominciato così a protestare. Ecco. In un batter d'occhio sono passati 100 anni compiuti lo scorso 6 gennaio, 100 anni intensi quelli vissuti da Alma Moro, padovana, classe 1920. Anni ricchi di avventure, di sofferenze come la seconda guerra mondiale, ma anche di soddisfazione con i figli, il marito, la laurea in fisica e appena qualche anno fa, a più di 90 anni, aver aiutato con le sue ripetizioni di matematica un ragazzo che rischiava di essere bocciato all'esame. Alma è solo una dei 212 centenari che vivono nella nostra regione. Per questo da Padova, comune con più centenari in Veneto, è partita una sfida ambiziosa: battere il record di over 100 radunati nello stesso posto detenuto dall'Australia con 46 persone. L'iniziativa, lanciata dal club Over 100 con il sostegno di Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus e provincia di Padova, si svolgerà il prossimo 9 maggio nel complesso Civitas Vite Angelo Ferro di Padova. Mi auguro la città, la provincia partecipi per raccontare storie, ma soprattutto per pensare al nostro ruolo anche istituzionale e come progettare il nostro territorio. Ma l'iniziativa non si ferma qui. Per ogni centenario presente il 9 maggio, il Club Over 100 donerà alla Regione Veneto un albero da piantare a Gaglio, sull'altopiano di Asiago, per far nascere il Bosco dei Centenari in uno dei luoghi più colpiti dalla tempesta Vaia. La nostra regione conta anche 4 super centenari, ovvero persone che hanno più di 110 anni, e tra i comuni più longevi oltre a Padova ci sono Abano Terme e Jesolo. La qualità della vita, una buona familiarità, e quindi l'aver passato momenti difficili e nello stesso tempo anche le cure che queste persone hanno contribuiscono al poter arrivare ad età che sono davvero longeve. Per iscriversi all'evento si può contattare il numero di telefono 049 66 83 000 o scrivere una mail clubover100@oicionlus.it. Nella vita tutto è possibile, basta essere convinti e perseverare nel proprio obiettivo. Lo ha detto Alma invitando i suoi coetanei, un insegnamento che lei mette in pratica da 100 anni. Per dire la verità non ho rimpianto perché ho cercato di fare sempre tutto quello che avevo in testa di fare. E c'è riuscita? E sono riuscita. E quello che non sono riuscita spero di riuscire dopo. Faccio programmi anche per dopo, io mi sono fatta programmi già anche per il futuro. Sono un po' pazza, lo so che sono pazza, però io in testa so già cosa farei se resto viva per ancora un poco per andare avanti.